La decorazione bicroma con tecnica agnello è rara, poiché richiede una precisione da orafi cesellatori. Nella cattedrale di Ancona, i plutei medievali del XII secolo, donati dal vescovo Berardo, consentono di ricostruire il culto dei santi anconetani. Gli 8 plutei della cappella del Crocefisso immediatamente rinviano nello stile ai templi bizantini. I contatti tra Ancona e l'impero d'Oriente furono infatti continui ed intensi. Le lastre sono separate da pilastrini alti 112 cm. Iniziamo dalle figure zoomorfe. 2 trampolieri intrecciano i loro colli su un albero di melograno, simbolo di fertilità, per lo più collegato a divinità femminili. La moltitudine dei suoi semi lo collega a Demetra, ma ancor più a sua figlia, Persefone, regina negli inferi ed, a primavera, rigeneratrice sulla terra. L'incrocio tra i 2 uccelli probabilmente rappresenta l'alternanza tra vita e morte, elementi necessari alla continuità dell'esistere. Un'aquila artiglia una lepre, regina dei cieli, messaggera di Zeus, ha in Oriente un ruolo particolare, quello di accompagnare l'anima dei defunti in cielo. La velocità della lepre è proverbiale. Nelle floralie, feste romane in onore di Flora, dea confondibile con Proserpina, erano ambite prede. Nella favola di Esopo, la lepre, sicura di vincere la tartaruga, s'addormentò durante la gara e perdette. Il tema della precarietà della vita sempre in pericolo è evidente. Associando le 2 figure si rinnova il concetto di congiunzione tra terra e cielo, vita e morte. Una coppia di pavoni fa bella mostra su un albero di simmetria perfetta, simbolo solare per i pitagorici. Rappresentava l'immortalità, per i cristiani la risurrezione. Associato all'aquila, come nel caso, l'apoteosi dell'imperatore. Infine, una coppia di grifoni, animale favoloso, di origine orientale, custode dell'oro, del vino di Dionisio, nonché caro ad Apollo, mentre nella romanità diventa simbolo della dea Nemesi, equilibratrice delle fortune e sfortune umane. Ancora una volta un simbolo a doppia valenza, la somma del più con il meno, per un risultato pieno, lo zero. Soffermiamoci su queste lastre, lavorate finemente, molto più di quelle del vescovo Lamberto di qualche lustro più antico, conservate nel museo diocesano, i cui lacerti sono stati faticosamente composti. Ne illustriamo alcuni esempi di evangelisti seduti in trono, di Santa Palazia e San Liberio ed infine di San Ciriaco e Santo Stefano. Torniamo ai plutei della cappella del Crocefisso. Al centro San Ciriaco Benedicente. Una breve digressione storica. La cattedrale venne edificata su un tempio dedicato a Venere. La prima chiesa, ne vediamo la cripta, trasformata nel XVIII secolo, fu dedicata a Santo Stefano, finché accolse il corpo del martire Ciriaco, traslato da Galla Placida di Ravenna nel VI secolo. Era un rabbino ebreo che si convertì dopo aver aiutato Sant'Elena,
moglie dell'imperatore Costantino, a ritrovare la vera croce. Divenne vescovo ad Ancone e morì martorizzato a Gerusalemme, ove si era recato per devozione. Nessun segno di martirio è evidenziato nel Pluteo. A suo fianco vi sono i profeti Geremia e Abacuc. Segue San Giovanni Evangelista. Mentre i profeti srotolano papiri, San Giovanni regge il libro. Siamo entrati nel Nuovo Testamento. Lo conferma l'angelo annunziante e Maria accogliente. Testimone Davide, con la corona di re d'Israele, a sua volta profeta e gentiluomo, offerente a Maria il fiore della purezza. Speriamo di avervi offerto un motivo in più per visitare il Tempio ove Chienda, gran rabbino di Gerusalemme, battezzato Quiriacus, riposa.